Salvini Umberto che ha fatto vedere veramente buone cose nell'arco di tutta la giornata. Come sempre preciso al centimetro il direttore di gara, che giustamente non vuole regalare, non vuole concedere nessun tipo di vantaggio ad alcuno, pertanto sbandieratori i propri posti, segnalare la prestazione di ricordo che nella manche precedente Menon era stato protagonista di uno strepitoso recupero che poi si era tradotto in un vantaggio di alcuni metri davanti alla linea di traguardo. Questa volta la partenza di Menon è stata fulminea, ha messo immediatamente i suoi che non sembrano in grado di andarlo ad insidiare, almeno non nell'immediato. Vediamo che l'agilità di questa piccola vettura numero 55, grosso errore, purtroppo una sconnessione a fatto sì che non avesse a perdere l'aderenza per qualche istante, ha andato ad allungare una posizione decisamente ero lì con il calco, ne ha approfittato, l'ha sverniciato e ha detto a me ti faccio vedere. E così adesso sta costringendo alla repetita, ovvero sta costringendo Menon ad un'altra rimonta e una riconquista della prima posizione, naturalmente Perini permettendo. Conosciamo Perini, non è assolutamente farina a fare ostie, come diciamo noi. Il tracciato sta cominciando a mollare leggermente, si sta scomponendo leggermente il fondo e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per la ritmo che è un po' più a suo agio nello scommesso rispetto alla piccola numero 55 che è decisamente più capricciosa. Ma stiamo a vedere, perché abbiamo a che fare con due piloti che sono veramente dei professionisti. Menon sta costruendo il proprio attacco, sa che lui nella zona stretta è un tantinello più veloce e deve preparare la propria vettura ad affrontare proprio questa zona stretta in modo tale da indurre in errore Perini. Ma per il momento nessuno dei due commette la minima sparatura. Perini
magistrale, anche un pochino inopportuna, tenta di un attacco all'esterno, ma non andando a ottenere il risultato voluto, ma resta lì, sempre agguerrito, sempre pronto a combattere una battaglia col suo rivale. Necessario. Bravissimo Perini, chiudere la porta. Ricordo che una trazione anteriore non è facilissimo chiudere le porte e purtroppo sarebbe un inconveniente tecnico, parrebbe un inconveniente tecnico aver spianato la strada a Benotto. Vediamo mesto Perini uscire dalla propria vettura e Menon seguito naturalmente da Paolini. Ci dispiace veramente, dopo una finale veramente battuta, conquistato la prima posizione, la stava difendendo strenuamente. Purtroppo adesso qualcuno ci aggiornerà su cosa potrebbe essere